Un Matera dai due volti ottiene il primo pareggio casalingo della stagione contro la Rossanese, una squadra che ha dimostrato ottime doti tecnico-tattiche pienamente sfruttate al 21 settembre. Il Matera è piaciuto abbastanza nel primo tempo, poi una performance nella seconda frazione ha permesso agli uomini allenati da Marcello Luberto non solo di pervenire al pareggio, ma pure di insidiare più volte Morciano con terribili contropiedi. Fra gli uomini di Pasquino il più concreto ancora una volta è stato Ristic, autore di 2 doppiette, una di reti, l'altra di pali. La partita. Al sesto, primo palo dello jugoslavo Ristic sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 12°, bella azione ospite conclusa con il tiro di Russo parato da Morciano. La risposta materana non si fa attendere, Gigliotti crossa in area verso Salvatore Caputo che opera un tacco spettacolare, non controllato agevolmente dal portiere Maurizi e con un intervento finale di Ristic che mette in rete. È l'1-0. Ancora il Matera in avanti al 21°, ci tenta fili d'oro da fuori area ma il suo tiro è respinto dall'estremo difensore calabrese, poi Gardini spara fuori. Al 23° un intervento dubbio in area ospite su Filidoro, l'arbitro comunque fa proseguire. Al 27° calcio di punizione per il Matera, batte Ristic che al solito carica di un forte effetto la palla e raddoppia. Poi un tiro di Gardini e il Matera sparisce. La Rossanese comincia allora a tessere la sua azione offensiva paziente ed elaborata, grazie anche ad un calo vistoso dei materani. Culmine delle offensive cosentine, al 38° arriva il gol del 2-1, di cui non possediamo le immagini e che è stato siglato dal numero 4, grazie a Dio. Secondo tempo, al 49° ci tenta Ristic di testa, palla fuori. Al 59° pareggio della Rossanese. Tira Russo quando Morciano sembrava ancora intento a piazzare la barriera e gol facile. È contestata dai tifosi l'uscita di Caputo per l'ingresso di Salerno. Al 67° è ancora Filidoro a tentare da fuori area, ma senza esito. All'80° c'è un bel tiro di Iannella deviato in angolo da Maurizi e poi è Tanzi che di testa impegna nuovamente il numero 1 ospite. A pochi minuti dal termine un temibilissimo contropiede della Rossanese mette i brividi ai molti tifosi materani, ma è Ristic che allo scadere coglie una traversa ancora su calcio di punizione, ma è sfortunato. Con il concomitante pareggio del Pisticci, il Matera conserva 4 punti di vantaggio e adesso basterà conquistarne soltanto 1 per assicurarsi anche matematicamente l'accesso ai play-off. Mister Pasquino, primo pareggio casalingo, una Rossanese tecnicamente valida e ben messa in campo a livello tattico? Certamente, lo sapevamo anche noi e c'eravamo predisposti proprio per controbattere questa messa in campo della Rossanese, però qualcosa oggi non è filato per il verso giusto, anche se siamo partiti con 2 gol di vantaggio. Qualcuno forse aveva pensato di aver vinto già la partita e qualcuno ha giocato con leggerezza ed è venuto fuori il patatrac. Non solo non siamo stati capaci di chiudere la partita, poi abbiamo commesso anche qualche errore per lasciarci raggiungere. Mancano 2 gare alla fine per concludere, lei ha parlato con i suoi ragazzi, il morale? Niente, quando una squadra è abituata a vincere i ragazzi sono un po' abbattuti, però non bisogna drammatizzare, mancano 2 partite, 3 punti di vantaggio e dobbiamo saper far tesoro anche di qualche pareggio, non si può sempre vincere e quindi devono stare tranquilli. Ho detto a loro di stare allegri, di fare una buona mangiata stasera con un buon bicchiere di vino e così gli passa un po' l'amarezza. Grazie.